C'è il cuore, c'è un passaggio emotivo fortissimo che appunto come cioè non succede sempre, cioè lo senti che c'è il cuore, che c'è la parte umana e poi è l'unione del destro e sinistro, gli emisferi, cioè quello emotivo e quello c'è tutto, è storico, razionale, emotivo. Cioè non so come spiegarti. Sì, no, abbiamo e poi vabbè, abbondanza perché ricevi tantissimo. Un corso forse, di tutti quelli che ho fatto, sono uscita e ho detto ricevi. Chiaro che ricevi sempre, ma il discorso è come ricevi. Cioè dai col cuore oppure dai in maniera molto neutrale. Schematica, dove sì, alla fine puoi leggerti un libro ed è finita lì la cosa. Quindi penso veramente, al di là non lo voglio chiamare caos, ma non ho un altro vocabolo, cioè non è il vocabolo giusto, al di là di quello che al momento è la mia mente, sono veramente felice perché non è come era venerdì, è cambiata, ne sono convinta. Non so cosa sarà, ma sento che con quello che ho ricevuto posso solo costruire. Sì, non so come, non so dove, non so quanto e non mi importa perché so che ho dentro di me un cambiamento che farà differenza nella mia vita, cioè l'averlo fatto o non l'averlo fatto mi ha fatto crescere l'averlo fatto, per cui cioè non per farti complimenti, ma veramente sono d'accordissimo con quello che è già stato detto, è veramente impagabile, cioè una cosa così secondo me non la puoi neanche, cioè non la paghi tutta, sì, monetariamente non la paghi tutta, perché poi hai ricevuto, cioè io sento di aver ricevuto molto di più di quello che adesso io credo di aver ricevuto. Ne renderete conto nei giorni, sarebbe così. Poi vabbè, al di là del fatto che, come diceva lei, c'è una dinamica una didattica, cioè didattica tecnica, cioè il tuo modo di esprimerti, di comunicare. Grazie. Grazie a te. Grazie.